Dopo lo IOV di Padova in oncologia e il San Camillo del Lido di Venezia in neuroscienze, il sistema sanitario veneto si arricchisce di un nuovo prestigioso istituto di ricerca e cura a carattere scientifico nazionale. È quello dedicato alle malattie infettive e tropicali dell'ospedale privato convenzionato Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia di Verona, presentato oggi nella sede del nosocomio. Di Padova abbiamo lo IOV, a Verona c'è l'Istituto di Ricerca e Cura di Negrali, importante perché tratta patologie come dire, assolutamente attuali, parliamo di malattie tropicali, parliamo di malattie infettive, quindi già era diciamo, centro regionale per quanto riguardava le malattie tropicali. Oggi diventa Istituto di Ricerca e Cura per le malattie tropicali e per le malattie infettive. Quindi direi un obiettivo raggiunto dopo anni di lavoro fianco a fianco con la Regione del Veneto e l'ospedale di Negrar per i cittadini veneti, ma direi a livello nazionale come è sempre stato per quanto riguarda le malattie tropicali.